Cosa c'è Michele? Cosa c'è? Cosa c'è? Quando Michele sale e ha le mani sui... le mani sui capelli, stavo dicendo, le mani in testa. Chiedo scusa a tutto il pubblico, abbiamo fatto un errore madornale. Cioè, ci siamo dimenticati una Miss. Mi dispiace anche perché lei è già Miss Veneto e quindi dobbiamo rimetterla in graduatoria. Ma scusami, possiamo dirlo, ma questa è una figura... Beh, io intanto vedrei la Miss e la inviterei subito sul palco, così la figura di... la fai te. E chiamiamo sta Miss, vediamo sta Miss. A tutti voi, Jacqueline! Ma chi è? Allora, signorina è una parola un po' grossa. A Roma si direbbe, ma chi è sta puzzicherona? Aspetta, è acceso? Buonasera. Buonasera. Dite buonasera al cliente, assecondiamola. Scusi, nome e cognome, Jacqueline. Buonasera a tutti, mi chiamo Jacqueline Bordeaux. Non so, ma adesso permetta, signorina Jacqueline, signorina, vabbè, sta bozzicherona. Jacqueline, secondo me i suoi genitori volevano vedere un film dove c'era Jacqueline Bisset e hanno visto e si sono montati un po' la testa. Hanno raggiunto una tempesta ormonale e eccolo qua il risultato. Posso contarvi la mia storia? Ma che stai? Scusate, sono emozionata! Ma dove? Mi chiamo Jacqueline Bordeaux, ho 38 anni. Ma scusi, no, fermiamoci un attimo. E vengo da Mestrin. Gioca in casa, potrebbe anche vincere. Porca miseria. Non votatela, non è in votazione. Spero non sia in votazione, però continua a fare. Ho spissa per il calcio. No, ma scusi, Jacqueline, ma 38 anni. Ma ste ragazze hanno detto che hanno 16, 17, 18, lei 38. Ma dove è stata fino ad ora? Vi dico una cosa, è sempre stato il mio sogno nel calzetto, quella di diventare... Come? Sogno nel calzetto. Sogno nel calzetto? No, sarà un'altra cosa. Sarà un sogno nel cassetto forse. Scusa, ma i calzetti dove li tiento? Nel cassetto? Ecco, no, è la stessa roba. No, secondo me lei i sogni li ha nel cassetto, ma non riesce a trovare le chiavi per aprirlo. Guardi, secondo me però. Ma già dire Jacqueline, non so, mi sembra paradossale. Jacqueline, ma sta facendo? Avevo paura anche perché io mi fotografa, ancora sento sui denti. No, ma certo va anche su YouTube, siamo anche in diretta su Facebook, penso, per cui... No, ma scusi... no, non capisco perché adesso mi fotografa più. No, e adesso ho spento perché boh, mancano le batterie. Abbiamo finito l'alimentazione, quindi non è possibile fotografarla, Jacqueline. Ma cos'ha? C'ha l'anca sbilenca? Ciao. La mia amica mi ha detto, guarda Jacqueline, ste qua, le sede le babbucce. Agò i pie arpionai. Come? Ma non mi posso più. non Comunque, ecco, io allora ho 38 anni e come hobby io colleziono vasi da notte e come lavoro io allevo cricetti. No, guardi, secondo me lei più che collezionare vasi da notte colleziona pappagalli, ma di quelli veri, per conto mio. Però mi fermo qua. Ma è fidanzata? Bara, non sta neanche a parlarmene. E mega, ti sei un tesoro, ti sei un amore, sto strega de uomo, ti sei un fiore e mega piantare l'altro giorno. Sì, un crisantemo.
Ecco, La piantata? a Gavaria Caro deve fare una passerella perché insomma sono Miss Veneto. Non so, adesso aspetti un attimo però. Non so se c'è la Croce Rossa. Se c'è la Croce Rossa la passerella la possiamo anche fare però. Allora, signorina. Aminon, Jacqueline. Jacqueline Bortoleon. Prego, un grande applauso per la passerella Jacqueline Bortoleon. Oh, ma guarda cosa mi tocca fare. Finora si è parlato di belle donne. Jacqueline Bortoleon. Le ho viste tutte nella mia carriera, mi mancava la Jacqueline.